bisogno proprio di ritrovarsi qui ai Giardini, in piazza, su questo palcoscenico con il Festival internazionale, perché questa ormai è una bella occasione, una piacevole consuetudine. Questa siamo alla 22esima edizione, ma come sappiamo, insomma, per i motivi legati al problema universale della pandemia, per qualche anno, insomma, si è sospeso questo piacevole rituale della festa del folklore della nostra regione, di Nuoro in particolare, anche di altri luoghi come vedremo, ma questo viaggio insomma nel mondo. Per cui io vi do il benvenuto a nome di tutti gli amici del folklore, questa associazione che insomma ormai ha messo radici profonde in città, nella storia della tradizione popolare nuorese e quindi dell'isola più in generale. E con loro a nome loro voglio ringraziare tutti coloro che a vario titolo insomma hanno fatto sì che questo appuntamento si potesse insomma riprendere, sperando finalmente che da quest'anno ritorni ad essere un appuntamento cadenzato, annuale, per questo nostro incontro del folklore internazionale. Per cui mi preme salutare e ringraziare l'amministrazione comunale di Nuoro nella figura intanto del sindaco Andrea Soddu, dell'assessore alla cultura e spettacolo Salvatore Picconi, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Nuoro, e un particolare ringraziamento lo voglio fare a quell'organismo che è la Fondazione di Sardegna, che sostiene le più importanti iniziative della cultura popolare, delle tradizioni dell'isola, quindi un vero riferimento al quale insomma ci si rifà per organizzare i grandi eventi, e la Fondazione di Sardegna ha seguito anche questo 22esimo appuntamento. E naturalmente tutti gli sponsor, avremo occasione di fare anche dei ringraziamenti personali a tante persone che hanno collaborato, ma intanto io sono ansioso insomma di proporvi l'anteprima di quello che succederà sul palcoscenico, per cui con la collaborazione di Cristian alla console che segue audio e luci con la sua squadra, vorrei proprio iniziare partendo da qui, da Nuoro, e quindi dalla nostra terra, con Sinnu del Matteo Tusardo a Sosfeudatario, cantato proprio dagli amici del folklore, e invitiamo sul palco infatti la doppia del gruppo di ballo degli amici del folklore, il coro amici del folklore, vai Cristian intanto, e poi i nostri ospiti regionali con Usini, il gruppo folcloristico del San Giorgio, le Lauretas del Sinis, ma anche una bella formazione musicale, il gruppo Turusia e Companzos. Quindi con loro Sinnu del Suato Tusardo a Sosfeudatario. Procura de moderar